nello sfondo, ragazzi, purtroppo non si vede, ma domina tra la foschia il massiccio maestoso del Grappa, ed anche lui nei versanti all'ombra vedo avere ancora parecchia neve per essere il 10 di aprile. Mannaggia, vola via tutto qua. Oh, attenzione, borraccia molto chic. No dai, scherzo. Ultimo saluto, ragazzi. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Magari giù farò qualche altra ripresa così, tanto per, e adesso mi incammino. Oh ragazzi, stupendo le discese di corsa, anche se sono delle spaccaginocchia, però è un po' una specie di downhill senza bicicletta. Povero Pino. Ragazzi, solo un breve excursus per dire che in questo momento ho appena capito l'importanza di indossare, scusate, delle attrezzature tecniche, diciamo, almeno un minimo, perché facendo appunto questa specie di downhill in discesa ho incontrato un dislivello, il piede ha rischiato una bella storta, ma la calzatura, essendo comunque alta, robusta e avendo speso quei 4 soldi in più, ha comunque mantenuto la caviglia in sede, evitando una spiacevole diciamo, distorsione. E tra l'altro sono appena partito per il ritorno, sarebbe stata un po' un disagio, diciamo, come minimo. Perdonatemi, ma mi sono appena reso conto di non avervi praticamente parlato del tragitto. Praticamente io sono partito dal Turcio, probabilmente qualcuno lo conoscerà già, posto a sud-est di Asiago, diciamo, a quota 1095. Ho imboccato il sentiero naturalistico del Caberlaba, l'ho imparato a conoscere solo leggendo la cartellonistica, diciamo, qui lungo il sentiero. E dopo 5 km oggi mi ha segnalato l'app, ricordavo 7,5, probabilmente avevo fatto un giro più lungo. 7,5 probabilmente sono stati fatti per andare a vedere, aspettate che devio perché dice la pozza di cui vi parlavo prima, torno un sentiero sopraelevato e tra l'altro ho anche finito la batteria. E ti dicevo, insomma, dal Turcio procedete verso sud-ovest, dopo 5 km seguendo questo sentiero naturalistico del Caberlaba, e avrete i primi, diciamo, 3 km e mezzo, 4 di bosco, e poi vi si apre questa valle che vi mostravo prima. Poi procedete verso sud, quando iniziate a vedere verso sud, diciamo, un rilievo che si alza praticamente spoglio di alberi, adesso ormai è troppo distante, lì si sale per il Monte Corno. Ragazzi, ma io qui mi vedo benissimo a fare un bel picnic quest'estate. Comunque
Guardate che 90 neve c'è ancora. Ah sì, mi sa che qui quest'estate verrò a mangiarci un bel panino con un bicchiere di vino. Ragazzi, vedo la fine del percorso, arrivato a questa valletta, ormai mancherà 1 chilometro e sarà finita. Adesso si è schiarito un po' il tempo e volevo mostrarvi questi alberi che qualche volta fa il metro di neve li faceva sembrare assai più piccoli, invece devo dire che sono più grandi di quel che pensavo. Ecco, e niente ragazzi, io vi saluto perché sono quasi arrivato. E vedete, questa è la situazione. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Rinnovo l'invito, se volete, a mettere mi piace, a seguire la mia pagina per le future escursioni. E niente, statemi bene.